Sono Marino De Grassi e sono l'ideatore di questa mostra dedicata a Filippo Tommaso Marinetti, allestita a Gorizia nel palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. È una mostra che vuole documentare, far vedere, far capire ai visitatori cosa fu questo grande movimento d'avanguardia guidato da quel generoso e geniale intellettuale che fu appunto Filippo Tommaso Marinetti. Naturalmente la mostra espone oltre 400 pezzi che sono dipinti, disegni, documenti, libri, tavole parolibere, creazioni anche molto particolari, molto speciali appunto, che il futurismo andò a realizzare proprio anticipando anche molte innovazioni che oggi usiamo correntemente nella vita quotidiana. Un esempio per tutti, l'uso della parola in libertà, della distruzione della sintassi, dei verbi all'infinito. Ebbene, pensiamo agli SMS che i ragazzi quotidianamente si scambiano, vedrete che al di là della diversa ricchezza culturale, ma comunque il codice linguistico è quello che 100 anni fa Filippo Tommaso Marinetti aveva già anticipato. Sono germanista e sono la curatrice di questa sezione, una sezione un po' particolare che presenta il futurismo in una delle metropoli europee, a Berlino, anzi la metropoli che allora era definita la metropoli dell'oggi, in rivalità con New York che era la metropoli del domani. Marinetti con il suo atteggiamento italiano, irruente, faceva molto colpo anche sul pubblico berlinese, colto ed aperto ad ogni novità. Ci furono letterati entusiasti come Alfred Döblin, artisti come Franz Marc che lodarono il futurismo, altri più scettici come Kandinsky. Però sta di fatto che il futurismo si radicò a pieno titolo a Berlino e in certo qual modo anche influenzò l'arte espressionista. In conclusione posso così invitare quelli che ci ascoltano, ecco, a fare un salto a Gorizia a vedere questa mostra, che poi non è una sola mostra, perché questa iniziativa, l'iniziativa Gorizia Futurismi di Frontiere,
prevede proprio la realizzazione di 3 manifestazioni espositive, di cui questa è cronologicamente la prima. Poi ce n'è un'altra al Castello di Gorizia, molto importante, dedicata all'area pittura a Tullio Crali, e una terza, sempre nel Borgo Castello, nei musei provinciali del Borgo Castello, dedicata alla ricostruzione futurista dell'universo quotidiano, cioè alla moda e a tutte le cose d'uso comune, interpretate e realizzate secondo la poetica del